L'intervento dello Stato nei capitali delle banche è fondamentale, ma per garantire i cittadini. Lo Stato deve sostenere le banche venete soprattutto se, come pare molto probabile, interverrà in Montepaschi di Siena. Un messaggio chiaro dal governatore del Veneto nelle settimane che precedono la presentazione del piano di fusione tra Veneto Banca e Popolare Vicenza e contemporaneamente si discute sulla legittimità o meno delle trasformazioni in SPA. Una banca veneta o delle Venezie? Questo potrebbe essere il nuovo nome della gestione viola, da tempo suggerita dal governatore del Veneto. Dico che mi spiacerebbe che passasse l'idea che con la fusione si licenzia, con altre soluzioni no. Una banca che comunque dovrebbe avere un sostegno pubblico secondo Zaia, come è successo negli USA. La Federal Reserve a inizio crisi è entrata nei capitali delle banche, ha atteso la crisi e dopodiché ne è uscita da quei capitali. Il problema è che in Italia si dorme, in Europa si dorme, non si fa quello che ha fatto la Federal Reserve 5-6 anni fa. Questa è la verità. La BCE non è la Federal Reserve. Perché non lo può fare la regione? Perché la regione oggi non è autonoma. Se fossimo autonomi avremmo già chiuso le porte e ci arrangeremo. E proprio sull'autonomia il Presidente sottolinea sul referendum. Abbiamo la possibilità di celebrarlo, lo potevamo fare il 4 dicembre, il governo Renzi non ha voluto, lo faremo adesso con l'anno nuovo, visto e considerato che proprio in queste ore in Regione del Veneto si sta discutendo il bilancio e all'interno del bilancio ci sono le risorse per finanziare il referendum.